Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bene amici, dopo avervi dato comunque una premessa nelle puntate precedenti, oggi andiamo un po' più nello specifico e cominciamo a dare degli accenni molto molto importanti. Innanzitutto la differenza che c'è tra intossinazione e intossicazione. Ok? Allora sappiate questo, l'inquinamento del nostro organismo a opera di sostanze indesiderabili risulta sia da un accumulo di tossine, chiamata appunto intossinazione, ma sia anche dalla penetrazione di sostanze tossiche, di veleni, chiamata intossicazione. Quindi andiamo bene a vedere quella che è la prima, l'intossinazione. Le tossine sono sostanze di rifiuto e residui risultanti dal metabolismo. La presenza di piccole quantità di tossine nei nostri tessuti è perfettamente normale, dato che nel suo funzionamento stesso l'organismo produce sostanze di rifiuto. È però attrezzato in modo da liberarsene. Cosa fa? Il corpo infatti possiede 4 organi che filtrano il sangue, ne estraggono le tossine e le vanno a riversare all'esterno. Si tratta del fegato, dei reni, dei polmoni e della pelle, i famosi organi emuntori che abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Una parte delle tossine presenti nell'organismo proviene dall'usura dei tessuti stessi, cioè il corpo deve eliminare giornalmente residui di cellule ormai logorate, come se fossero anche cadaveri di globuli rossi e anche minerali utilizzati. La maggior parte delle tossine proviene tuttavia dal degrado di sostanze alimentari a opera dell'organismo stesso. Ad esempio, le proteine, una volta degradate, producono urea, acido urico, e la combustione del glucosio produce acido lattico e gas carbonico. I grassi mal trasformati producono corpi chetonici. Quindi queste diverse tossine sono sopportate benissimo dall'organismo fino a che la loro presenza non supera una certa soglia. Ma attenzione, superata la soglia di tolleranza, queste sostanze rappresentano per l'organismo un autentico pericolo. Esse agiscono sui tessuti e sugli organi come veri e propri veleni e con la loro presenza in eccesso impediscono il normale funzionamento dell'organismo, dato che inceppano e inquinano gli ingranaggi del motore organico. Essendo gli alimenti la fonte principale delle tossine, si vede quale importanza abbia adattare alle nostre necessità organiche ciò che consumiamo quotidianamente. Infatti, anche gli alimenti che debbano essere naturali e sani, ma ricordatevi che se consumate in eccesso possono costruire fonte di intossinazione. Finché i nostri alimenti sono proporzionati alle nostre capacità digestive, metaboliche ed eliminatrici, che sono i 3 fattori sempre da prendere in considerazione, non ci sarà un accumulo indesiderato di tossine, accumulo che è per l'appunto la fonte delle malattie. Viceversa, non appena mangiamo più di quanto non riusciamo a bruciare, cioè più di quanto il nostro organismo richieda per poter funzionare, il nostro corpo si troverà in presenza di sostanze di cui non saprà che farne.
E la superalimentazione non conduce solo all'obesità, come comunemente si crede, ma l'accumulo di grasso non è che un aspetto della superalimentazione. Esiste inoltre la possibilità di accumulo di tossine, anche senza incremento ponderale rilevante, e che è, d'altra parte, di gran lunga più pericoloso dell'obesità. Nell'obesità le sostanze eccedenti vengono immagazzinate sotto forma di grassi. Nell'intossinazione conservano la loro natura di tossine, che, come il nostro indica chiaramente, esercitano sull'organismo un'azione prevalentemente tossica. Ai giorni nostri facciamo presto a raggiungere lo stato di intossinazione. Perché? Perché mangiamo veramente troppo. Anche la sproporzione per eccesso fa la quantità di alimenti consumati e la quantità che il sistema digerente è in grado di trasformare a fonte di intossinazioni. Infatti gli alimenti mal trasformati hanno tendenza a fermentare o a putrefarsi. È anche il caso, ad esempio, di tutte le bevande industriali e tutti i dolciumi offerti nei modi più vari, senza poi non parlare dello stress, in quanto altera tutte le funzioni organiche, contribuisce notevolmente a creare uno stato di intossinazione, perché l'iperfunzionamento delle facoltà motorie, nervose e cerebrali sottrae quasi sempre, per un'agitazione sterile, una parte notevole delle energie necessarie agli organi digestivi e dei motori. Quindi il livello di tossine aumenta rapidamente, tanto più rapidamente in quanto, linea di massima, una persona stressata non si sforza di mangiare correttamente, ma ricorre invece, per riprendersi, proprio a prodotti che la intossinano, quali dolciumi, carne, tabacco, caffè, eccetera. Allora, per il momento la concludiamo qui perché sono argomenti che ci rendiamo conto sono abbastanza complessi, ma speriamo che il nostro intento sia stato quello di averveli forniti in modo chiaro e abbastanza lineare e semplice. La volta prossima invece andremo a vedere quello che è il concetto dell'intossicazione. Oggi abbiamo parlato dell'altra, dell'intossinazione, oggi la volta prossima parleremo della vera e propria intossicazione. Se qualcosa non vi è chiaro potete scriverlo nei commenti qui sotto, oppure potete anche andare ad ascoltare le nostre puntate precedenti che vi consiglio per avere un ripasso di quelli che erano il discorso degli organi emuntori. Grazie per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Amici ascoltatori, bentrovati. Oggi andremo a parlare di quelle che sono le truffe online, come riconoscerle e soprattutto come proteggersi. Infatti oggi voglio proprio parlarvi di un tema di grande attualità e importanza. Come vi ho detto, sono appunto queste truffe online già da diverso tempo, perché con l'aumento dell'uso di internet e anche delle tecnologie digitali, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate e anche diffuse. Secondo un report, pensate, dell'FBI del 2022, le truffe sono costate alle loro vittime quasi 10 miliardi di euro e solo in Italia nel 2023 la polizia postale ha indagato più di 16.000 truffe, causando danni per oltre 130 milioni di euro. Dunque, quali sono le principali? Ve ne ho cercate alcune di quelle più famose, stare attenti magari soprattutto i ragazzi, quando? La prima, la più facile, sono i falsi regali da parte degli influencer.
Una delle truffe più comuni è quella dei falsi regali da parte appunto di questi influencer. I truffatori si spacciano per influencer famosi, magari con l'aiuto anche della clonazione della voce dell'intelligenza artificiale, e organizzano magari falsi concorsi oppure anche omaggi gratuiti sui social media, soprattutto su Instagram avviene questo, attirando gli utenti, magari promettendo premi costosi che ovviamente non esistono, e in questo modo raccolgono informazioni personali o richiedono anche piccoli pagamenti per la spedizione che, come avrete capito, ovviamente non avverrà mai. Ci possono essere anche delle videochiamate con dei deepfake. Dunque, grazie a questa tecnologia dei deepfake, i truffatori possono creare dei video realistici di persone conosciute dalla vittima, come magari colleghi o familiari, che già ve ne avevo parlato tempo fa, ma è opportuno continuare a discuterne per cercare di tenervi aggiornati e attenti. E cosa fanno con questi video fake? Li usano in tempo reale durante una videochiamata per convincere la vittima a effettuare un bonifico oppure a condividere informazioni sensibili. Quindi come si può cercare di prevenire questa truffa? Come vi avevo detto, datevi una parola in codice che sappiate solo voi, vostro figlio, vostro marito, vostra moglie, chi che sia. L'importante, cercate sempre di tenere una parola d'ordine, chiamiamola così, per cercare di stare attenti. Gli altri invece sono quelli dei finti terapisti online. Quindi alcuni truffatori cosa fanno? Creano una chatbot con intelligenza artificiale, cioè una finta chat. Voi siete convinti di parlare con un operatore, ma è un computer, perché ha delle risposte diciamo generative che simulano sedute di terapia come psicoterapisti, magari anche psicologi, e sfruttano il nome e la reputazione di professionisti reali. Purtroppo c'è anche questo, e le vittime in cerca di supporto emotivo finiscono naturalmente per condividere informazioni personali e pagare per servizi che chiaramente non riceveranno assolutamente mai. Quindi concludiamo la nostra carrellata con le frodi negli acquisti online. Quindi le frodi negli acquisti online sapete che sono molto comuni e i truffatori creano siti web falsi che sembrano legittimi e offrono prodotti a prezzo molto molto basso, e una volta effettuato il pagamento il prodotto non verrà mai spedito, e in alcuni casi i truffatori utilizzano i dati di pagamento addirittura per ulteriori truffe. Quindi tutto questo che vi ho detto, c'è un modo per proteggersi? Assolutamente sì. Sono quattro punti essenziali ma di fondamentale importanza, che credetemi, so che potreste dirmi ce l'hai già detto 1000 volte, ma una volta che voi siete dentro, che avete bisogno di un supporto emotivo, siete spaventati, la vostra mente cede in un lampo. Infatti vi consiglio di, punto numero 1, non condividere mai informazioni personali o finanziarie tramite email o messaggi di testo. 2, verificate sempre l'autenticità di un sito web prima di effettuare un acquisto, e con i browser che utilizzate, Edge, Safari, Opera, Google Chrome, vedete subito se è affidabile oppure no, anche grazie a un buon antivirus. 3, utilizzate sempre, come vi ho detto, software come antivirus aggiornati e attivate sempre l'autentificazione a 2 fattori. Cosa vuol dire? Che se accedete a un sito e il sito vede che non siete voi, vi arriva un messaggio sul vostro telefono. Se siete voi, inserite il codice che vi arriva, altrimenti lasciate perdere. 4, essere sempre scettici riguardo a offerte troppo belle per essere vere. Quindi, in conclusione, le truffe online sono una minaccia, come avete sentito, crescente, ma con la giusta consapevolezza e anche con la giusta precauzione possiamo proteggerci e ridurre il rischio di diventare delle vittime.
Grazie per la vostra attenzione, amici, e spero che queste informazioni vi siano utili. Alla prossima. Omar dropped it.